Sindaco Nesto, perché questo summit del mare Costa Veneta Green Lab? Abbiamo realizzato che molto spesso le azioni di sostenibilità i comuni, ma anche i privati le fanno, ma non vengono comunicate e non c'è una regia unitaria, quindi che tutta la Costa Veneta sia sostenibile è un mantra importante che noi dobbiamo portare avanti, ma dobbiamo unirci, riunirci, confrontarci perché sia efficace, perché non ci siano i confini comunali che non hanno ragione d'essere su questo tema, perché ci sia un'azione coordinata e concordata e perché è importante quindi che le politiche attive ai fini della sostenibilità vengano concordate tra i sindaci e perciò dopo aver fatto un progetto di questo tipo, che tutte le nostre comunità vengono coinvolte e che partiamo dal basso e lo divulghiamo, sensibilizziamo le nostre comunità, arriveremo poi a farne una sintesi tra sindaci, quindi un summit istituzionale a metà ottobre proprio su questo tema che raccoglie tutti i contenuti. 10 comuni, 10 progetti, oggi sono stati presentati in sintesi. Soddisfatta di quanto i colleghi della Costa stanno facendo? Orgogliosa per quanto tutti insieme stiamo facendo, orgogliosa perché abbiamo coinvolto le nostre comunità, perché il confronto con residenti ed ospiti è fondamentale per la realizzazione di questi importanti temi e orgogliosa perché in poco tempo abbiamo messo su un progetto davvero molto ambizioso. Tanti progetti che verranno fatti nel corso dell'estate, verranno anche divulgati alla popolazione residente e non, che poi potrà anche votare. Io auspico, infatti dico votate, 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 da 1 a 10, 10 progetti, si comincerà a votare il 29 giugno, si finirà, la votazione si concluderà il 30 di settembre e poi il progetto che avrà avuto più voti verrà insignito come progetto al Summit del 2022. Quindi votate perché così capite cosa c'è nei nostri territori, ma anche potete suggerire e dare il vostro gradimento.